Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. 2019, dicembre, fine mese, si chiude con il Papa che dà un 5 alla cinese. Ci fu tanto scalpore per questo fine anno, poi fu 2020 e adesso sento danno. Gennaio siamo a Wuhan, c'è panico in città, dove un'epidemia diventa pandemia e punta il dito medio verso noi dell'Occidente, che intanto passeggiamo con aria indifferente. Febbraio c'è Sanremo, qualcuno cambia testo facendo un brutto gesto in modo disonesto. E bugo 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 lascia il palco troppo presto e il povero Amadeo ripara il buco come giusto. A marzo c'è una guerra sul lievito di birra, intanto i primi casi di gente sottoterra, ma intanto dal balcone sta partendo una canzone e dopo tanto tempo si riunisce una nazione. Aprile. Faccio 10 kg di pane, ogni ora porto giù il cane. Faccio i bagni nella mucchina, mangio con la mascherina. Maggio, facciamoci coraggio, l'estate si avvicina e quindi un nuovo viaggio e tutte le speranze di vacanze vanno su, su, le terapie intensive finalmente vanno giù, giù. Giugno è già arrivato, riparte il campionato, nessuno è relegato, nessuno è preoccupato, è festa nei locali, è festa in mezzo ai viali, è festa in tutta Italia, manco fossero i mondiali. Le sere fuori casa cominciano a tornare, le mattine in spiaggia ricaricano il cuore. E quando sembra mai dimenticato ogni macello, arriva una signora e ci saluta da Mondello. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. Luglio e agosto veloci come un razzo, ma degli assembramenti non si capisce un cazzo. Il calcetto è reato, il calcio è tutto a posto, i teatri sono chiusi ma in aereo trovi posto. E poi settembre, ottobre, novembre, siamo tornati a scuola ma non si è capito niente. Aumentano i malati, appresso agli ignoranti, facciamo un passo indietro e mezzo passo avanti. Dicembre a porte chiuse, le feste dentro casa, ancora non v'è chiaro che il Natale è un'altra cosa. E invece di sentirci protetti e tutelati come dei deficienti ci sentiamo derubati. Eppure, lo sai che cosa è vero? Che anche senza denaro Noi possiamo avere speranza in un futuro. restiamo un po' in silenzio per chi ci ha salutato. Il vaccino è ormai vicino e quest'anno è già passato. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo. Vattene, vattene, vattene a fanculo. 20, 20, vattene a fanculo.